Sardegna, nuovo decreto continuità territoriale aerea. Siete curiosi di sapere cosa bolle in pentola per rendere i collegamenti con la splendida Sardegna più facili e accessibili? Grandi novità si profilano all'orizzonte per la continuità territoriale aerea della Sardegna. Un recente incontro a Roma tra l'assessora dei trasporti della Regione Sardegna, Barbara Manca, e i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha gettato basi solide per il futuro dei trasporti verso l'isola. Immaginate la speranza e la determinazione dell'assessora Manca nel presentare una proposta così cruciale per i sardi. Ebbene, sembra che il lavoro certosino e approfondito della Regione stia dando i suoi frutti. Il Ministero ha infatti accolto con condivisione e supporto il progetto per un nuovo decreto ministeriale, DM dedicato proprio alla continuità territoriale aerea. Ma cosa ha convinto così tanto il Ministero? Il segreto sembra risiedere in una banca dati ricca e aggiornata, analizzata con cura per evidenziare le criticità del sistema attuale e le reali esigenze di mobilità dei residenti sardi. Questo approccio basato su dati concreti è stato molto apprezzato, aprendo la strada a un impianto normativo che si spera risponda meglio alle necessità del territorio. L'assessora Manca ha espresso grande soddisfazione per l'esito dell'incontro, definendolo molto positivo. Ma il lavoro non finisce qui. È già in programma una nuova riunione per prepararsi a un incontro ancora più importante, quello con la Commissione europea. Questo percorso intrapreso è un segnale forte dell'impegno per garantire ai sardi il diritto alla mobilità, superando le difficoltà attuali. Riusciranno questi sforzi a trasformare radicalmente il modo in cui si viaggia da e per la Sardegna, rendendola più vicina a tutti?